Il parco esempio di biodiversità. Sì, è vero. Biodiversità in tutti i settori, della flora, della fauna, biodiversità anche nel settore viticolo e vitivinicolo. Siamo alla festa dell'Uva del Vo, dove il parco contribuisce, partecipa e a questo proposito noi un nostro contributo l'abbiamo già dato e riguarda l'implementazione del campo catalogo delle vecchie varietà di viti dei Colli Ugani in collaborazione col Consorzio Vinidoc dei Colli e con l'Istituto di Viticoltura di Conegliano per verificare quelle vecchie varietà se possono rientrare all'interno dei disciplinari, per esempio del Colli Ugani bianco, del Colli Ugani rosso, e quindi caratterizzare maggiormente a livello locale una tipologia di vino proprio in ossequio alla biodiversità. Ecco, per quanto riguarda i prodotti tradizionali, comunque non solo vino, nell'ambito della biodiversità. Sì, abbiamo i piselli e qui abbiamo fatto e stiamo facendo un grosso progetto con la Proloco di Baone, il Comune di Baone e l'Associazione Produttori Visi di Colli Ugani per ricercare quella varietà che poi potrà avere anche il marchio del parco. Parliamo di giuggiole, parliamo di fichi, abbiamo diverse varietà tradizionali dei colli, parliamo di ciliegie, di vino, siamo alla festa dell'uva, ma parliamo anche di olio, per il quale abbiamo anche la DOP, quindi c'è una vasta gamma per il quale il parco credo che al massimo i primi mesi del prossimo anno darà il proprio marchio per il riconoscimento di questi prodotti tradizionali, oltre anche ai prodotti biologici che sono presenti sul territorio del parco. Ecco, quindi una realtà molto vitale che il parco da tempo sta tutelando. Sì, sono almeno 10 anni che la politica agricola del parco, che è una politica territoriale proprio ad ampio raggio su tutto il territorio, sta andando su questa direzione. Noi sapevamo che occorreva del tempo, che i risultati non potevano essere visibili subito. Oggi abbiamo circa 45 aziende bio sul territorio del parco. La sperimentazione per quanto riguarda i piselli ormai è alle battute conclusive, abbiamo implementato, come dicevo prima, il campo catalogo per le viti, per le vecchie varietà di viti e a livello di ambiente vero e proprio abbiamo tutelato, abbiamo cartografato e andiamo a in qualche modo salvaguardare con le norme specifiche gli habitat, i vegri, i boschi pannonici, le zone umide, quindi tutti gli habitat che rientrano anche nelle zone di protezione speciale e nei siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva Habitat. Quindi il parco sta lavorando, credo che nei giro di 2 anni vedremo i risultati di tutto questo lavoro.